Martedì 24 dicembre 2024, dagli studi di Radio BM Marco Crepaz, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio BM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio BM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Oggi, come sempre, affronteremo la lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. Purtroppo la notizia di oggi si apre con un fatto di cronaca che interessa la nostra regione: il Veneto ucciso a 22 anni dal branco. Emergenza violenza giovanile in Veneto, fatali colpi inferti da un gruppo di giovanissimi che si sono poi accaniti, 3 finiscono in carcere. Francesco non ce l'ha fatta, accoltellato e picchiato a Treviso per un debito legato agli stupefacenti. Lo avevano assalito in 10, 3 di loro poi si sono accaniti a colpi di coltello e cocci di bottiglia per motivi legati a un debito di droga. L'avevano lasciato a terra esanime in pieno centro a Treviso. L'agonia di Francesco Favaretto, 22 anni, è durata 10 giorni. Ieri è morto all'ospedale Cafoncello, dove era ricoverato dalla notte della brutale aggressione subita. Per il suo omicidio ci sono 3 persone in carcere incastrate dalle intercettazioni telefoniche. Gli approfondimenti li troveremo da pagina 2 a pagina 3 e troverete anche un approfondimento da pagina 4 a pagina 5 del Corriere delle Alpi riferito alla situazione dei giovani, in questo caso in Veneto, alle radici della violenza, droga, alcol e musica rap, una serata con le baby gang, l'approfondimento di Ferro e Cavarzan. Nelle cronache invece dedicate al territorio bellunese, intervista al vescovo, i 2 miliardi olimpici, una nostra responsabilità, un invito a chi amministra a coinvolgere la popolazione nelle scelte. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 19. Prefetto e questore, controlli sulle strade e i mercatini sorvegliati, l'approfondimento di Sosso a pagina 17. E ancora impegnative case di riposo, la rivolta dei sindaci, il Feltrino è privilegiato, l'approfondimento di Dallanese a pagina 16. La foto di copertina invece è dedicata al turismo invernale. Da Falcade fino a Padola, gran parte delle piste bellunesi sono pronte ad accogliere gli appassionati. Sci di fondo tutto pronto, riapre anche Lorenzago, e in questo caso appunto una veduta dello sci di fondo di Cortina per gli amanti degli sci stretti. La stagione è ripartita. L'approfondimento di Tancon a pagina 18. Un richiamo anche per quanto riguarda lo sport: il fenomeno Imoco Volley, parla coach Santarelli, il segreto è ripartire da zero. L'approfondimento lo troveremo a pagina 12. Questi quindi i richiami che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso invece alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda sempre la stagione invernale in provincia di Belluno. Italiani e stranieri invadono le piste. Le feste di Natale partono con il piede giusto dopo il mezzo flop dell'Immacolata. 5% in meno, ma trend in crescita. L'approfondimento di Ciprian a pagina 3. Il personaggio era direttore regionale della Protezione Civile. Soppelsa riparte da volontariato. Lo vediamo qui in centro, Luca Soppelsa, terzo da destra. Eccolo qui in Piazza Martiri. A fianco c'è anche l'assessore regionale con delega alla Protezione Civile. Parliamo di Giampaolo Bottaccin. L'approfondimento di Pederiva. Fondazione Teatri, Marrone la nuova presidente, l'approfondimento a pagina 2. E ancora regalo alla Coop, un pulmino al posto di quello bruciato, l'approfondimento a pagina 5. Il progetto da Zoldo all'Alpago, ok, della regione a 2 milioni contro lo spopolamento. Per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile nei territori montani c'è uno strumento in più che porta in dote 2 milioni di euro destinati agli 8 comuni: Alpago, Chies d'Alpago, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Tambre, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore. L'approfondimento di Santin a pagina 10. Il vescovo Striglia Belluno, più condivisione, le Olimpiadi speriamo non siano uno spreco di denaro. L'intervista di Santin la troveremo a pagina 7. I servizi acqua ed energia, fusione firmata, dal 1 gennaio ci sarà la SIB. È nata ufficialmente ieri la società per azioni servizi integrati bellunesi, che gestirà sotto lo stesso ombrello il servizio idrico integrato, finora in capo al BIM GSP, e il comparto energia di competenza di BIM Infrastrutture. Sarà operativa dal 1 gennaio. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2. Richiami dallo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Pallavolo, Zanolli guarda avanti, Sandona più forte, non ci abbattiamo, campionato lungo. Corsa in montagna, Vertical Sherpa sul Tal Vena, è tutto pronto per giovedì. La firma di Cavalletta la troveremo a pagina 14. Feltre, Parco della Rimembranza, il comune sistema l'area. Aperto il bando per ridare dignità alla zona che è stata distrutta da Vaia, per ora si punta alla fontana e ai vialetti interni, poi al resto. L'approfondimento di Scarton a pagina 8.
E a pagina 2 la notizia che interessa i servizi di energia e d'acqua. È nata la SIB SPA. Ieri l'atto di fusione davanti al notaio delle partecipate BIM Infrastrutture GSP che dà vita alla Servizi Integrati Bellunesi. Sarà una società per azioni, per ora totalmente controllata dal pubblico, con un patrimonio netto di 117 milioni di euro. Fondazione Teatri, Sara Marrone, la presidente al posto di Ferigutti, ed ecco un primo piano di Michela Marrone, un in bocca al lupo per questa nuova avventura culturale che interessa non solo il capoluogo bellunese. Sicurezza, questore in visita al presidente Padrin Roberto Della Rocca ieri a Longarone per mettere a fuoco gli impegni in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno: decolla la stagione invernale, discese ardite e risalite, piste pronte e sciatori al cancello di partenza, impianti aperti in tutti i comprensori, inaugurati anche alcuni tratti inediti, operatori ottimisti dopo il mezzo flop del ponte mancato l'8 di dicembre. E sempre in merito alla stagione invernale, Neve Galles e Giovia ferma, ultime rifiniture e poi si apre ed è boom di abbonamenti. Continuiamo con pagina 5, una bella notizia: polmino nuovo per i disabili, fondi raccolti in soli 3 mesi. Presentato il mezzo di società nuova, il vecchio era stato divorato dalle fiamme. E ancora donazioni alla sanità, un grazie di cuore. Vediamo appunto questa bella notizia che troviamo a pagina 5. Anche quest'anno l'associazione Never Give Up, che organizza la Lavaredo Ultra Trail, ha voluto devolvere il ricavato dell'ambita manifestazione, pari a 13.600 euro, all'oncologia di Belluno. Vediamo appunto in questi scatti le donazioni fatte agli ospedali del territorio bellunese. Dal capoluogo soccorso alpino, un escursionista bloccato sul Serva, geolocalizzato e poi recuperato. Continuiamo con pagina 7, l'intervista al vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, territorio refrattario a progetti condivisi. Il vescovo Marangoni fa un'analisi di una provincia che vive spopolamento, case vuote e continua riduzione dei servizi. Le Olimpiadi speriamo non producano scandalosi dispendi di denaro e appassionino invece a valori e ideali. L'intervista è a firma di Giovanni Santin. Belluno De Cunovic in Forza Italia, ma eletta coi voti della Lega. De Bernardini e Luciani sul passaggio della quota rosa in Forza Italia, tesserata un mese prima delle elezioni. Contro le violenze per le bimbe afghane, 8.000 euro raccolti con più eventi, bilancio del cartellone non solo 25 novembre, grande partecipazione. L'articolo a firma di Federica Fant. E adesso spostiamoci a Feltre, Parco Rimembranza, aperto il bando per sistemare l'area, per ridare dignità alla zona devastata da Vaia. Il comune ha diviso le operazioni puntando per ora solo sulla fontana e i vialetti interni. E sempre da Feltre, illuminazioni fuori norma, polemiche con l'assessore, tutto era cominciato tranquillamente, ma i nuovi lampioni hanno acceso gli animi. E ancora a Feltre, vigilia in centro città fra spettacoli e bancarelle. Il sindaco Viviana Fusaro, fra gli auguri, approfittate delle varie opportunità. Altre notizie da Feltre, altre iniziative culturali. Pala Feltre ritorna a un Nice Christmas. Appuntamento con le stelle delle Due Lame la sera del 28 dicembre. In pista sia campioni internazionali sia promesse locali. Andrea Bortoluzzi, cooperativa Elementa, troverete un impianto rinnovato e adeguato alle moderne esigenze. Il finanziamento che dalla Regione, piano avanti tutta, pioggia di soldi su 8 comuni. L'Unione Montana ottiene 2 milioni per opere di sviluppo e contro lo spopolamento, i bandi già nei primi mesi del 2025. In questo scatto vediamo il sindaco di Soverzene, Gianni Burigo, mentre toglie una transenne, è uno dei comuni interessati da questo contributo importante della Regione Veneto. Keyline raggiunge gli obiettivi e trasferisce la festa all'All Matic, notizia in questo caso che riguarda il comune di Borgo Valbelluna. Passiamo a Cortina con pagina 11, Olimpico, gestione esterna in vista, stadio troppo oneroso per le casse di Sam, comune intenzionato all'affidamento ad un ente terzo previo bando, il costo è di circa 1 milione all'anno, in consiglio anche il sindaco Lorenzi e c'è l'ipotesi della Sportivi Ghiaccio. Ancora a Cortina, Sorotnimist, il sondaggio boccia la sanità ampezzana. La Cortina che vorrei, la traccia del sondaggio espresso con un questionario che il club ampezzano del Sorotnimist International ha realizzato nel 2023. I dati sono stati presentati in un incontro aperto alla cittadinanza al quale sono intervenuti alcuni degli interlocutori interessati dai numerosi quesiti, ovvero sanità, sicurezza, strutture educative, servizi pubblici, arredo urbano, rigenerazione delle zone trascurate, collaborazione con le istituzioni.
Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 16, sociale, case di riposo, sindaci in rivolta, privilegiate le RSA del Feltrino. Quelli del distretto di Belluno dicono no alla ripartizione delle impegnative. Non firmiamo. L'articolo a firma di Paola Dallanese. E sempre in merito a questo dibattito, servizi a minori e disabili, un tavolo provinciale per adeguare le quote, un confronto dopo il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti delle cooperative. Sicurezza, controlli più stretti in strada, mercantini, sorvegliati speciali, tutto questo dall'incontro tra il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e il nuovo questore della provincia di Belluno Della Rocca. Sci stretti, tutto pronto per gli appassionati, la novità è la riapertura della Pineta a Lorenzago, notizia che dà spazio appunto a tutte le strutture invernali dedicate agli appassionati di sci aperte in provincia di Belluno, le troverete a pagina 18. Vento forte fino a domani alle 6, ieri impianti chiusi a Singhiozzo, questo è il meteo sulle Dolomiti e continuiamo con pagina 19, anche il Corriere delle Alpi intervista il vescovo della diocesi di Belluno Feltre Renato Marangoni, 2 miliardi olimpici, una responsabilità etica. Monsignor Marangoni alla vigilia delle feste invita a coinvolgere sempre più i cittadini nelle scelte. Il buon Natale va fatto con il cuore, altrimenti diventa convenzionale alle vacanze invernali. Siamo a pagina 20, mobilità, taxi, varate le nuove tariffe e i turni del servizio cittadino. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 21, Feltre, cimiteri più servizi affidati alla ditta appaltatrice, sarà la società nuova di Belluno nel 2025 ad occuparsi di pulizia e decoro, prevista la presenza fissa di personale per la gestione e piccole manutenzioni. Consiglio comunale, si preparano i bandi per le 3 licenze del servizio di taxi, notizia che interessa sempre Feltre. E ancora Feltre, Babbo Natale distrutto dai vandali nella notte. Brutta notizia in questo caso che interessa Feltre e precisamente la passerella di Ponte Tezze. Fonzaso alle 13.45 si fa festa in comune con brulè e cioccolata. E ancora da Feltre il Grinch ospite d'onore per la vigilia in centro, la sindaca Fusaro, città speciale. Pagina 22, il progetto contestato, diga del Vanoi, la regione è critica, versanti potenzialmente instabili. Le considerazioni seguono la pubblicazione del documento delle risposte del Consorzio Brenta. I dubbi erano emersi già a luglio nel dibattito pubblico sul preliminare. Continuiamo con l'US numero Dolomiti, donati 7 televisori per la cardiologia, notizia che interessa l'ospedale di Feltre. E continuiamo con pagina 23, Santa Giustina, il Capodanno in piazza si festeggia a Santa Giustina. L'associazione Anfibi Spaiati ha trovato la collaborazione con Belluno di notte, musica con DJ e dal vivo con la presenza di chioschi, pieno appoggio del comune. Arsi e Fauro, sarò felice di esporre le bandiere delle Olimpiadi. E ancora donatori di Cesio in campo con il calendario dei 60 anni. Ora puntiamo a una sede. Siamo a pagina 24, Sesto e Mirka lasciano al bancone del bar Dassi, ritornano i Bianchet. Lo storico locale di Limana sarà guidato dal nipote dei primi gestori, l'addio dei Paganin, abbiamo cresciuto intere generazioni. Sedico, fra un mese si giocherà a padel al coperto e si pensa a pickleball. Continuiamo con pagina 25, Longarone, piano d'azione 2 milioni per nuove imprese e servizi. Ponte nelle Alpi, violenza sulle donne, minoranza all'attacco. Ovviamente notizia che interessa in questo caso il Consiglio Comunale. A Gordò, con pagina 26 del Corriere delle Alpi, nuovo turismo nella Gordino, vacanze più corte e boom di stranieri. Aumentano gli arrivi ma i soggiorni scendono a 4 giorni, il piano servirà per costruire strategie di governance. Cortina, la raccolta rifiuti va a Bellunum, miglioreremo il porta a porta, difficoltà per lo stadio olimpico, il rosso di 1 milione, il comune vuole esternalizzare, ci penseremo in futuro. Ed ecco sempre da Cortina, il sindaco Lorenzi snocciola i lavori in corso, questa amministrazione è concreta. Calalzo, tasse e tariffe invariate, il comune investe per gli anziani e lo sport. A Oronzo, progetti stravolti, la minoranza se ne va. Pieve di Cadore magnifica un 2025 ricco di lavori e di celebrazioni. E con la rubrica Giorno e Notte, giovedì alle 18 a Cortina, viaggio nelle case ampezzane a una montagna di libri. Continuiamo con le notizie riferite allo sport bellunese, pallavolo Serie 3, Belluno autocritica ma nessun dramma, Carniel poco lucidi nei momenti decisivi. Italian Hockey League si inizia venerdì, Alleghi 2 gare decisive per il Master Round, Levis serve attenzione.
Pallamano Serie A Silver, Cimbro è un grande Belluno, io ritorno in campo a marzo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Ecco cosa ci aspetta in provincia di Belluno per il Natale: cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche residuo modesto addensamento sulle Dolomiti settentrionali. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. A voi tutti, da parte di Radio ABM, un buon Natale ovunque voi siete. Noi ci risentiremo e ci rivedremo con Edicola Belluno venerdì 27 dicembre. Ovviamente la musica e gli speciali di Radio ABM vi accompagneranno anche in questi giorni di lieta festa natalizia. Ancora a tutti voi, da parte di Radio ABM, un buon Natale e felice anno nuovo. No, per l'anno nuovo ci rivedremo il 27 di dicembre, dai.